È stato un pomeriggio di mobilitazione in comune di Borso del Grappa dove alle 12:30 è scattato un allarme incendio. La segnalazione è partita da alcuni parapendisti che stavano sorvolando un bosco e che hanno visto svilupparsi le prime fiamme. La combustione si è alimentata in una zona difficile da raggiungere a piedi, così per spegnere rapidamente il rogo è stato richiesto l'intervento dell'elicottero delle forze antincendio regionali. Sul posto i volontari dei vigili del fuoco di Asolo con le 2 autobotti e l'AVAB Pedemontana del Grappa supportata da quella di Valdobbiadene. Allertate anche le altre squadre antincendio boschivo del territorio. Vista la situazione è stato richiesto a tutti i parapendisti di non alzarsi in volo o atterrare quanto prima in zona sicura. Decine i lanci effettuati con elicottero alle 5 del pomeriggio erano già una quarantina, ma il lunedì di Pasquetta è stato caratterizzato da diversi interventi in tutta la Marca. Più o meno contemporaneamente all'allarme di Borso, un rogo si è sviluppato in via Perosin, a Nervesa della Battaglia, dove a prendere fuoco in un'abitazione privata sono state una tettoia, una catasta di legna e un Range Rover. Sul posto i vigili del fuoco di Montebelluna, che hanno circoscritto le fiamme evitando si propagassero altrove, e già intervenuti di prima mattina alle 7:15 a pochi metri dal campo nomadi in via Nuova Feltrina per le fiamme che hanno coinvolto un furgone, un Fiat Ducato. Sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, anche i carabinieri, nessuna persona è rimasta ferita.